Rieccoci in studio, torniamo a parlare di Green Pass perché anche il mondo dei costruttori dice sì all'obbligo di certificazione verde in azienda. Io nella mia azienda ho quasi tutto il personale vaccinato, colui il quale non è vaccinato mi deve portare i tamponi e deve giustificare che in questo momento lui sta bene. Ho il dovere di assicurare la mia azienda che possa dare continuità a tutti gli impegni, devo assicurarmi che tutti i collaboratori siano tranquilli e possano andare a lavorare senza preoccupazioni. Nei giorni in cui il governo discute della possibilità di estendere ad altre categorie il Green Pass e di introdurre l'obbligo vaccinale, interviene il presidente di ANCE Veneto che condivide la posizione dell'esecutivo. Io me lo auguro. Uscire dalla pandemia significa anche far ripartire l'economia, ad iniziare dal settore delle costruzioni che anche grazie all'ecobonus del 110% ha conosciuto un periodo di ripresa. Un'edilizia che ha cambiato visione e che ora punta sulla demolizione e ricostruzioni in sito. Noi abbiamo più del 50% dei nostri fabbricati che hanno più di 40 anni. Sono questi fabbricati che sono in classe F, sono in classe G, consumano 220 kWh al giorno. Abitazioni che se messe a confronto con un'auto sarebbero delle vetture con motori a gasolio Euro 1, dice Ghiotti. È un patrimonio continuo da riqualificare, per questo si può essere positivi pensando al futuro dell'edilizia. Fondamentale però è dare continuità alla misura dell'ecobonus, togliendo i paletti burocratici che non hanno facilitato in questi mesi l'iter per la sua attuazione. L'edilizia in Veneto ha provveduto alla sistemazione di 300 condomini, ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono ancora da sistemare? Ci stiamo preparando ad affrontare questa sfida. Se però non ci viene dato tempo per poter provvedere ed eseguire le opere, ahimè, sarebbe veramente uno scempio. A Breda di Piave l'inaugurazione della nuova scuola media che si spera sia di buon auspicio per l'anno scolastico che sta per iniziare. È un'idea che è stata subito condivisa con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui ovviamente siamo stati entusiasti sin dal primo momento. Questa è una scuola veramente a basso consumo, in fondo abbiamo anche i pannelli solari, quindi è molto pulita, ecologica ed è una cosa che mi rende veramente felice. Anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha condiviso il progetto dell'amministrazione di Breda di Piave che ha portato alla costruzione della nuova scuola media Galileo Galilei in via San Pio X. Inaugurazione che di fatto è una festa per la comunità, 5.700.000 euro l'investimento sostenuto dal Comune. È un'opera che abbiamo completamente finanziato come amministrazione locale e di notevole importanza anche il finanziamento. E qua c'è la nuova scuola secondaria di primo grado e la palestra che sarà utilizzata dalle scuole e poi anche da tutte le nostre società sportive e non. La vecchia scuola che sorgeva accanto è stata demolita. Costruita nel 69 aveva dal punto di vista sismico proprio delle carenze importanti, quindi il percorso che è stato fatto è quello della demolizione, della nuova ricostruzione. Oltretutto questa è una scuola tutta in legno, è una scuola NEN-ZEB, consumo quasi zero. Il secondo stralcio prevede un auditorium che si insediava sulla vecchia scuola, sul sedime della vecchia scuola. 2 piani, 12 aule, 5 laboratori, mensa e biblioteca. Dal 13 settembre saranno i ragazzi a dare il loro giudizio, intraprendendo un nuovo anno scolastico per il quale ci si augura il nuovo edificio sia di buon auspicio. Soprattutto in presenza, è un anno scolastico che ci faccia ritornare alla normalità. Alle case Piavone a Sant'Artemio si è rinnovata la consegna dei premi del Ponte della Bontà assegnati dal gruppo folcloristico trevigiano a volontari e associazioni che si adoperano per aiutare gli altri, e c'era anche la nostra Mirella Tuzzato.
Dopo la sosta forzata dell'anno scorso, il gruppo folcloristico trevigiano ha rinnovato alle Case Piavone la consegna del premio Ponte della Bontà, giunto alla 45esima edizione. Un riconoscimento a chi si impegna nel volontariato, nell'aiuto ai più bisognosi. I prescelti sono stati Mirella Tuzzato, presidente dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, la sezione degli Alpini di Treviso nei 100 anni dalla fondazione e la volontaria di San Vincenzo e AIL, Alida Beraldo. Nell'anno 2020 il Banco Solidale dei Veneti Schiacciati dalla Crisi ha distribuito a 135 nuclei familiari, per un totale di 456 indigenti assistiti, circa 12 tonnellate di derrate alimentari. Pertanto grazie Mirella per tutto quello che continui a fare. La solidarietà, quella vera, va a aiutare gli ultimi, spesso dimenticati, visti delle volte anche male, ma soprattutto bambini e anziani. Forse qualcuno si dimentica che tutti noi diventeremo anziani e hanno bisogno del nostro sostegno. Un omaggio anche a Renata Alberti, che ha dedicato una poesia a Gianfranco Crespan, storico presidente del gruppo mancato a marzo, alla moglie di Crespan, Adele, a sostenitori e volti storici come Maurizio Meneguz, Franco Romano, Edoardo Gargiulo Tatin, Carlo e Rosetta Martinelli. Io ho raccolto tantissime storie di persone che durante la pandemia si sono adoperate comunque, non hanno esitato per un attimo a dare il loro sostegno e il loro conforto, oltre ai beni materiali, a queste persone, a queste famiglie che hanno assolutamente bisogno e purtroppo sono aumentate dall'inizio della pandemia. Un riconoscimento che viene dato da un gruppo che veramente di solidarietà ne sa qualcosa, solidarietà vera, soprattutto a questo territorio bellissimo, proprio che abbiamo i numeri più alti di volontariato, di associazioni di volontariato, e lo dedico anche a tutta questa grande famiglia di Media Nord-Est che grazie a lei riesco a dare contributi, aiuti, generi alimentari, di tutto, perciò se non ci fosse dovremmo inventarla. Presentati ai sindaci dei comuni del bacino Priula i nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti che da fine mese saranno installati nel territorio. Eccoli i nuovi cestini, 8.500 complessivamente, che dal 20 settembre saranno installati nei 49 comuni del bacino Priula, un progetto che ha visto un investimento di 2,5 milioni di euro che punta ad un maggior riciclo e a limitare l'abbandono dei rifiuti, ma anche a migliorare il decoro urbano del territorio. Lo scopo del progetto è quello di andare a sostituire nel corso di 5 anni tutte le tipologie di cestini esistenti, omogeneizzarle, e sono comunque state caratterizzate per ambito territoriale di posizionamento. Iniziativa di cui si è iniziato a discutere nel 2018 e che ha richiesto un lungo lavoro anche di mappatura degli 8.000 cestini distribuiti finora sui territori comunali. Tutti i cestini saranno comuni per tutti i comuni appartenenti al bacino. Ci sono i cestini adatti al centro storico, quelli adatti alle zone verdi, quelli adatti alle zone dove si raccoglierà solo il secco. In fase progettuale ogni singolo comune è stato analizzato con lo scopo di individuare delle zone con caratteristiche omogenee. I nuovi cestini quindi andranno ad integrarsi nell'ambiente circostante. E che potessero avere anche delle caratteristiche atte a limitare quello che è il conferimento errato del rifiuto e gli abbandoni. Con il progetto viene rivisto l'intero servizio svolto dai cestini, che diventano tutti di proprietà di Contarina, che si occuperà della loro completa gestione. Questa è un'opportunità per mettere ordine e anche per indirizzare bene i cittadini nel corretto smaltimento anche del rifiuto così da passeggio. Dopo i cinghiali ora si profila un'emergenza cervi, almeno sulle pendici del Monfenera a Pederobba. Agricoltori sconfortati con relativo rischio abbandono dei fondi. Dopo e con i cinghiali è emergenza cervi sul Monfenera e questi alberi ne sono la testimonianza evidente. I cinghiali fanno danni bassi, fanno danni alla codica erbosa, sapete benissimo nei pascoli cosa fanno. Ma quelli che vedete qua sono esclusivamente danni da cervi, arrivano fino a 3 metri, quando si alzano e vanno a brucare le giovani piante, vanno a brucare i castagni, fanno danni.
Una situazione che in più occasioni è stata evidenziata alle autorità, ma al momento non c'è stato nessun provvedimento oltre alla possibilità di un rimborso economico ai danneggiati. Uno può anche fare domanda di rimborso di danni, ma viene pagato il 5% del danno. C'è una burocrazia per fare la domanda, allora se uno ha anche 2.000 euro di danni prende 100 euro. Agricoltori che chiedono alla Regione di intervenire come in Cansiglio con una caccia di selezione. Si deve arrivare, sì, a una caccia di selezione secondo me, dopo là non so, saranno le autorità che decideranno cosa fare, solo che la situazione qua è tragica, ci sono branchi di cinghiale e mi sa che ormai ci sono anche branchi di cervi. Conseguenze di un ecosistema profondamente cambiato dall'uomo e che ora, anche con la caccia, non si riesce più a regolare. E l'esempio arriva proprio con i cinghiali. Sono pochissimi i cacciatori che controllano, certe altane sono state abbandonate, sì, sono pochi i cacciatori che ormai si dedicano a questa caccia. Mi dicono che è una spesa e ormai la carne di cinghiale non è una novità, una volta sui ristoranti andare a mangiare il cinghiale era una novità, adesso non è più apprezzata. Il risultato è lo sconforto degli agricoltori di montagna, con molti che pensano di gettare la spugna. I danni sono morali perché quando uno viene qua, ha piantato le piante, le ha innestate e poi si trova con piante ridotte in questa maniera, il danno è più morale che economico, ma questa è la situazione. Dopo lo stop forzato causa pandemia dello scorso anno è tornato il palio del vecchio mercato a Montebelluna, giunto alla sua 31esima edizione. La giornata è iniziata questa mattina con la benedizione dei carri, nel pomeriggio la sfilata storica, poi alle 17 la tanto attesa vera e propria gara tra le contrade di Montebelluna. Ben 11 con simboli e colori differenti, le contrade che si sono sfidate alla corsa, la tradizionale, la vedete, corsa con il carro, che alla fine ha visto prevalere gli azzurri e li vedete in queste immagini di Centropieve, per loro la quarta vittoria. Moltissimi partecipanti, nutrito, e lo vedete proprio in queste immagini, anche il pubblico a bordo strada, complice anche la bella giornata di sole. E con questa domenica torna la rubrica Un oggetto, una storia. Torna con un palazzo oggi in gran parte chiuso, ma testimone di un tempo di talenti e dinamicità imprenditoriali che passa sotto il termine di mitico Nord-Est. Scorre l'acqua della Brentella come il tempo che ha scandito fasti e decadenza di questo edificio quasi ormeggiato sulla sua riva. Sull'entrata, che sottolinea uno stile anni 60, un marchio indelebile per la storia della marca del Veneto. Stilizzato in una rosa e pensato a Parigi, testimonia ancora il talento nel fare impresa dei trevigiani. Perché quando si dice Sanremo si pensa alla famiglia Comunello e all'intuizione di recuperare i cappotti dei soldati tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale per trasformarli in giacche, gilet, pantaloni per gli uomini che volevano la normalità dopo gli anni tremendi del fronte. Talento anche nella conversione delle logiche contadine. La Sanremo è un elemento importantissimo della nostra storia perché segna con un solco chiaro il passaggio dalla civiltà agricola alla civiltà industriale. Cambiamenti ma anche storici retaggi, come l'occhio vigile del padrone che nella civiltà serenissima era presente nel punto più alto della Villa Veneta, qui trasportato lassù, in quella che è stata Casa Comunello. Sanremo che dà lavoro a 5.400 operai, che fa arrivare con corriere da ogni parte del Veneto, dando vita ad una delle prime reti di trasporto privato della nostra storia. Comunello che in un mondo maschilista dà uno stipendio e quindi indipendenza economica alle donne, preferendole per realizzare i vestiti. Poi l'entrata degli americani, la crisi e la delocalizzazione, l'entrata dello Stato e la riassegnazione sul modello Alitalia. Oggi Sanremo è un marchio toscano che qui ha mantenuto un punto vendita, mentre per le nuove generazioni è solamente un evento canoro per vecchi. Ecco perché va visitato, ma soprattutto preservato questo oggetto di 72.000 metri quadrati.
questa è la storia, questa è la nostra storia industriale. Questi sono i pionieri del nord-est, sono quelli che hanno segnato veramente il tracciato dell'evoluzione industriale. Sarebbe veramente un peccato che venisse abbandonata, anche perché all'interno ci sono ancora tutti i vecchi ricordi, la mia scrivania è ancora lì, insomma, ecco, questo è il tema. Un ricordo per chi ci ha lavorato, il testimone del saper fare veneto, ma anche un monumento per riflettere sul rapporto tra profitto e territorio. Ieri nei tanti capannoni ora dimenticati, domani probabilmente nell'immenso mare di vigne. Passato e futuro di un talento imprenditoriale che ha saputo sempre cogliere l'attimo, ma forse non calcolarne altrettanto bene le conseguenze. Ieri 85.000 presenze di turisti a Venezia, che sembra essere tornata quella dell'epoca pre-Covid, e oggi la città, alla presenza anche di tanti trevigiani, ha salutato il ritorno della regata storica con il pubblico che ha dovuto rispettare le rigide misure anti-Covid. Sul grande palco delle autorità che segna l'arrivo delle regate si è potuto accedere solo con Green Pass, mentre l'accesso alle aree lungo le rive del Canal Grande sono state contingentate con distanziamento e mascherina, ma quella di quest'anno è un'edizione che verrà ricordata per un'importante novità, ovvero la raggiunta parità nei premi in denaro tra regattanti uomini e donne. Vi ricordo un appuntamento con la nostra programmazione, perché da domani torna in prima serata a partire dalle 21:15 su Antenna 3 Ring, la politica alle corde, la trasmissione di attualità della prima serata di Antenna 3 condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Ogni lunedì sera i protagonisti della politica e dell'attualità torneranno a confrontarsi in vista delle urne, ma non solo, tante infatti le sfide che attendono il Veneto, dalla gestione sanitaria della pandemia all'estensione del Green Pass. Antenna 3 sarà come sempre in prima linea per raccontare e approfondire i volti di un Veneto che sta ripartendo, ma deve fare ancora i conti con le incognite dei prossimi mesi. Appuntamento dunque a partire da domani sera dalle 21:15 su Antenna 3 con Ring. È davvero tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Moraino Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da un tempo più stabile, con l'alta pressione che prende piede sul nostro paese. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 6 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. La grafica ci mostra un contesto del tutto tranquillo e infatti sarà asciutto e stabile. Non si verificheranno sul nostro territorio precipitazioni. Diamo uno sguardo anche alle temperature, che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 13 e 19 gradi, massime invece tra i 24 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, tanto sole, il cielo si presenterà sereno o velato e non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una bellissima giornata di sole, cielo limpido o al massimo con qualche nuvola a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 28-29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moraino Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.